Buongiorno dal TG1, l'inchiesta sulle spese pazze in Liguria. Il viceministro leghista Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Era accusato di peculato e falso. La sentenza del Tribunale di Genova pronunciata poco fa, e allora andiamo in diretta da Daniele Lorenzetti. Daniele. Sì, buon pomeriggio da Genova. Proprio come dicevate, dopo le 13 la sentenza della seconda sezione penale, sentenza di primo grado della seconda sezione penale presieduta da Giuseppe Dagnino, che ha condannato il viceministro ai trasporti Edoardo Rixi, esponente della Lega Nord, a 3 anni e 5 mesi e poi alla interdizione perpetua dei pubblici uffici. Rixi era uno dei 22 imputati in questo processo cosiddetto sulle spese pazze in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Per 19 la pubblica accusa aveva chiesto la condanna e i giudici nel dispositivo della sentenza hanno graduato le condanne per i vari imputati. Tra gli altri condannati c'è un altro senatore leghista, Francesco Bruzzone, ex presidente del Consiglio regionale in Liguria, l'attuale sindaco di Alassio Marco Melgrati, esponenti di vari partiti politici, dalla sinistra al Partito Democratico, all'ex Popolo della Libertà, all'UDC, ad altri partiti del centrodestra. L'inchiesta condotta da Pinto appunto riguardava l'ipotesi di spese non giustificate all'epoca da parte dei consiglieri regionali. L'avvocato di Rixi ha già annunciato ricorso in appello dicendo: il mio assistito è innocente, lo dimostreremo in secondo grado. Ma vediamo di ripercorrere allora questa inchiesta sulle cosiddette spese pazze in Liguria nel servizio di Vittorio Romano. L'inchiesta sulla Rimborsopoli ligure comincia 7 anni fa con le perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Consiglio regionale. Le fiamme gialle cercano scontrini e ricevute, passano al setaccio tutte le spese rendicontate tra il 2010 e il 2012 e scoprono rimborsi per cene in Costa Azzurra, viaggi anche nei giorni di festa, regali di Natale, persino gratta e vinci. Tra i 23 indagati per peculato, anche l'allora capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Edoardo Rixi, oggi vice ministro dei trasporti. 19.000 euro le spese personali contestate dai PM di Genova, per lo più ristoranti e hotel, soldi utilizzati per iniziative istituzionali, si è difeso Rixi. Ho sempre seguito le indicazioni della regione, ma in qualità di capogruppo viene accusato anche di aver approvato i rendiconti con le spese degli altri 2 consiglieri, i 9.400 euro di Francesco Bruzzone, oggi senatore della Lega, e i 42.000 euro di Maurizio Torterolo, uscito dal processo patteggiando una condanna a 2 anni di reclusione.